Stroncato da un malore mentre fa jogging all'alba in via Canaletto a Gardigiano di Scorzè, un percorso sempre molto battuto dai salutisti. A perdere la vita un 47enne di origini ucraine. A trovare il suo corpo riverso nel fossato accanto alla via due donne impegnate a loro volta negli esercizi mattutini. L'ambulanza è arrivata di corsa, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. A loro il compito di informare la moglie che, allarmata dal mancato ritorno a casa del marito, aveva già contattato tutti gli ospedali della zona. Aggiornata la lista dei tratti stradali sui quali possono essere utilizzati gli autovelox in provincia di Venezia. Il prefetto ha aggiunto alla lista un tratto di 4 km della strada regionale 11, corrispondente a Via della Libertà tra lo svincolo per Mestre e l'imbocco del ponte. L'autorizzazione a installare un dispositivo di controllo del traffico è motivata dall'impossibilità di fermare i veicoli troppo veloci senza provocare rischi per la circolazione. Nuovo allarme bomba in comune di Venezia, stavolta vicino al Parco della Bissuola. A far intervenire gli artificieri della questura, un trolley abbandonato nei pressi dell'intersezione tra via Bissuola e via Casona, considerato luogo sensibile a causa della presenza del monumento ai caduti. Attaccata alla valigia una targhetta di una compagnia aerea mediorientale. L'area è stata messa in sicurezza, allontanando i passanti, e il trolley è stato fatto brillare. Soltanto dopo l'operazione si è appurato che era completamente vuoto.